Marta, 8 riflessioni sulla scrittura. Quarta puntata. La condizione femminile. Allora, siccome Alessandro persiste con questa cosa dell'aggancio sbagliato alle mie puntate, io lo dico a voi, ricordate, Alessandro ha le puntate dispari, io ho le puntate pari. Stavolta non c'è nemmeno la scusa del ritardo perché dopo la seconda puntata ci ho messo appena 3 settimane a cominciare questa. Questa è la puntata sulla condizione femminile e io ho qualcosa da dire. Qualche anno fa, noi di Matearium abbiamo casualmente scoperto la storia di Marta, mistica ribelle del Seicento. In questo podcast ti raccontiamo come la sua vicenda storica si è trasformata in una riflessione sulla scrittura e sulla drammaturgia ricca di infiniti spunti. Stavo pensando, chissà che cosa pensate di me dopo la puntata su Star Wars, cioè sul contesto. Magari avete di me la stessa idea che ho io delle persone appassionate di fumetti giapponesi. E attenzione, io non ho detto qual è quest'idea. Quindi se avete pensato male, significa che voi avete il pensiero maligno nella testa. E sapete chi aveva il maligno nella testa secondo l'Inquisitore? Esatto. Torniamo a questa puntata, perché ho una cosa da dire. Perché devo scriverla io? Non ho tanta voglia di scrivere questa puntata per una questione di principio. Il tema di questa puntata è la condizione femminile nel Friuli del Seicento. Devo scriverla io solo perché sono donna? Avrei da dire cose molto più interessanti sul Britpop anni 90 che sulla condizione femminile. Eppure la puntata a tema Britpop mi è stata bocciata da un revisore di scaletta che, guarda caso, è uomo. La mia prozia lo diceva sempre, che io menasse son brusse e tristi. Avete visto cosa succede? Prendi un conflitto, arroccalo su questioni di principio non argomentabili e dopo un attimo non ci sarà più nulla da dire se non ripetere le stesse posizioni in formule diverse. Io odio le questioni di principio. Quando parlo con qualcuno e questo o questa argomenta il suo punto o la sua punta dicendo che è una questione di principio, io prendo e me ne vado. Anzi, io prendo e chiudo la videochiamata perché siamo nel 2021 e il contesto conta. A proposito di contesto, sotto in realtà anche questa è una puntata sul contesto, perché la condizione femminile all'epoca di Marta Fiascaris è un tassello fondamentale per capire la sua vicenda. Quindi propongo di ribattezzare questa la seconda puntata sul contesto. Già sento che così la vivo meglio e sono quasi pronta a cominciare. Quella di Marta Fiascaris è una storia al femminile, va bene, ma per motivi diversi e molto sfaccettati. La protagonista è donna, ma è troppo eccezionale per rappresentare le donne della sua epoca. Vive a San Daniele, una realtà socialmente molto vivace e attiva. Il padre ha origini toscane, la madre è un'ebrea convertita e Marta da piccola frequenta una scuola in cui anche le bambine imparano a leggere e a scrivere. Grazie al contesto in cui abita e alla storia della sua famiglia, si può immaginare che sia proprio la sua formazione a metterla sulla strada di una vita alternativa rispetto alla scelta tra essere moglie o essere monaca. Marta scrive, predica, attrae. Si esprime con sicurezza e grande capacità oratoria. Ha visioni con cui Dio le comunica incredibili rivelazioni. È stata scelta da Dio come sua prediletta, più eccezionale di così. Sono donne, le fedeli di Marta più devote, perché il messaggio martista è profondamente femminile, porta affetto e consolazione. Ma alcune sono donne del popolo, altre sono nobili. Alcune sono mogli e madri, altre religiose. Alcune fedeli continuano a sostenerla anche durante il secondo processo, altre la abbandonano subito dopo il primo, trasformandosi in delatrici. Provengono da Venzone, da Gemona e da Trieste. Se le prendessimo in considerazione come un blocco unico, faremmo loro un torto gravissimo.
E soprattutto faremo un enorme errore come autori, perché appiattiremo tutte le preziose sfumature che le caratterizzano e le distinguono. Sono al femminile anche le categorie in cui il Tribunale dell'Inquisizione tenta di incasellare Marta, come quando da Roma arriva un richiamo per l'inquisitore Missini, affinché non perda più tempo a ragionare con una sciocca donnicciola, o come quando l'avvocato d'ufficio assegnato a Marta, Celso di Prampero, la difende motivando i suoi errori come deliramenti spirituali e veementi fantasie tipici delle donne, sesso molle e tenue. Marta fugge da questa categorizzazione, nonostante rappresenti la sua salvezza, e continua a sostenere le sue visioni finché esaurisce ogni forza e, stremata, è costretta ad arrendersi e ad accettare il silenzio. Questa puntata è stata ispirata da una conversazione con Barbara Vuano Fiascaris, studiosa e profonda conoscitrice della storia di Marta Fiascaris, che ci regala uno sguardo personale e suggestivo sulla componente femminile nella vicenda martista. Marta parla una lingua che va dritta al cuore delle donne, si fa, secondo me, portavoce di un sentire e di un modo di essere e di relazionare che è delle donne, che è un modo altro. Voglio dire questo e sottolinearlo perché secondo me il messaggio forse più forte, che non è stato abbastanza forse valorizzato di Marta, perché si tende a vedere la sua forza nella sua capacità di autonomia rispetto all'inquisitore, la capacità di resistenza, di opporsi a lui dialetticamente, di rimanere fedele alla sua voce. Questo è veramente molto importante ed è notevole. Però quello che secondo me non si è messo abbastanza in rilievo è la potenza del misticismo femminile, la potenza del messaggio, perché trovava tante donne che erano solidali con lei, la capivano al volo, si trovavano trascinate, travolte dalle sue estasi, dalle sue visioni, perché Marta entra in un rapporto così vivo, così diretto con Dio. Dio diventa l'amante, è un amante che è presente lì, che è nell'esperienza viva, è nell'esperienza vissuta. La donna viene a contatto non con Dio, secondo me, ma col divino dentro di sé, che è un divino esplosivo, incandescente, straripante, è un divino che esprime tutto quello che dentro di sé una donna non ha mai potuto esprimere, che la getta in uno stato di confusione e disorientamento, quello che Marta chiama agonia di morte, è uno stato di tenebra, uno stato di confusione, attraversato il quale lei approda a questo godimento, a questa inesauribile gioia. Lei parla di soavità, dolcezza. Se noi leggiamo le sue rivelazioni ci sembrano paradossali, iperboliche, anche paranoiche, però se noi entriamo nel linguaggio simbolico, che al tempo di Marta era ancora molto forte, molto presente, nel linguaggio simbolico dire queste cose strabordanti che lei diceva, barocche, in cui era di tutto, era madre, figlia, sposa di Dio, lo allattava, lo amava, aveva amplessi amorosi con Gesù, con i serafini, con tutto, era madre celeste con 10.000 attributi, mangiava gli attributi di Dio. Tutto questo non è nient'altro che essere tutt'uno con Dio, amarlo ed essere un tutt'uno con l'amante divino. Questo è misticismo, ma questo è un linguaggio, è un portato, secondo me, che è assolutamente il portato della differenza delle donne. E le donne la capivano, erano
con lei, perché era la loro esperienza oltre che la sua. E quando stavano in sua vicinanza, dicono che sentivano i profumi, le soavità che lei sentiva, le trasmetteva, le condividevano, era un'esperienza di relazione. Queste si baciavano, si abbracciavano, erano solidali fra di loro, c'era una relazione fortissima fra di loro, di solidarietà, ma anche di trasfusione di questa gioia e beatitudini che nelle estasi Marta viveva. Ne parlano, c'è una Anna Pers, per esempio, che fa delle dichiarazioni bellissime, che dice nelle sue testimonianze che lei ha provato l'amore per i figli, per il marito, per gli amici, e che questi portano sempre dei fastidi, delle invidie, delle incomprensioni. L'amore con Marta no. Se questa fosse una lezione sulla scrittura, ti direi di non farne una questione di principio, perché rischieresti di schiacciare tutto su un unico piano. Le sfumature, le differenze sono elementi da potenziare. È vero, i tuoi personaggi sono funzioni, è per questo che li scegli rispetto ad altri. Ti servono per affrontare un tema o per generare reazioni con gli altri personaggi o con il contesto in cui agiscono, ma non mostrarceli nudi con tutta la meccanica scoperta. Nascondi gli ingranaggi alla vista, coprili di una pelle fatta di sfumature, trasformali da droidi a persone vere. Vi lascio alla prossima puntata, una puntata pari, una puntata di Alessandro. È dedicata agli antagonisti, si intitola La valigia e sono davvero curiosa di scoprire perché. Marta è un podcast a cura di Matearium e Servi di Scena. Testi e voci di Alessandro Di Paoli e Stefania Ursella. Commenti musicali estratti da Marta, concerto per voce Straordinarius. Composizioni di Matteo Sarcinelli, interpretate da Laura Giavon e Davide Ceccato. Progetto realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione Saltarello.